Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche vi do il benvenuto. Questa sera il colonnello Cadeddu presenterà il suo libro sulle donne nella Grande Guerra. È una cosa importante perché, diciamo, le donne sono state importantissime nell'epoca appunto della Grande Guerra e come al solito non gli è mai stato riconosciuto niente, ecco, nonostante abbiano lavorato nelle fabbriche di munizioni e di armi. Difatti le chiamavano le canarine perché a causa appunto della polvere diventavano tutte gialle e sono morte tantissime. Poi avevamo le donne della Carnia che appunto hanno fatto quel lavoro immenso di portare provviste, feriti e morti su e giù per i monti, e diciamo poco o niente, perché alle donne non viene mai riconosciuto niente. Noi dobbiamo un bel niente, ecco, e nessuno ci riconosce mai quello che facciamo. Vabbè, a parte questo, ecco, volevo dirvi che l'ultima conferenza di quest'anno, quella di dicembre, sarò io che parlerò di Trotula di Ruggero, una donna medico nell'undicesimo secolo a Salerno, una donna che è stata medico della scuola medica salernitana, era anche esperta di cosmesi, ecco, e naturalmente ha avuto un grosso peso in quell'epoca lì, e ci rimangono appunto i suoi 3 trattati sulla cura appunto delle malattie femminili, sulla cosmesi e su tutto quello che era l'universo femminile. Vi lascio alla la Canucca. E prima di lasciarvi alla presentazione del libro, volevo dirvi che il giorno 10 dicembre alle ore 18 qui in biblioteca ci sarà la Canucca, che è una rivisitazione di un'antica festa ebraica. Ecco, siccome appunto Ceneda ha avuto una grossa presenza ebraica, abbiamo ancora, diciamo, i resti della sinagoga, ci è sembrato interessante di ricordare anche questa presenza che abbiamo avuto qui a Ceneda. Grazie. Buonasera e grazie di aver vinto la nebbia. Voi sapete quante donne in percentuale ci sono oggi nei principali eserciti europei? No, ve lo dico io. La Germania ha il 3% di donne, l'Inghilterra l'8%, la Francia il 10% e l'Italia il 3% anche lei. È una notizia così, al solo valore della notizia, non è collegata al... Perché ho scritto questo libro sulle donne? Perché nel 2011 l'allora ministra delle pari opportunità fece stampare e distribuire insieme ai quotidiani italiani 3 volumetti dal titolo Italiane, e c'erano riportate tutte le italiane che nei 150 anni di storia dell'Italia, perché dal 1861 erano 150 anni, avevano in qualche modo dato lustro all'Italia. E devo dire che in valore assoluto questa iniziativa aveva un certo valore. Purtroppo, quando sono andato a vedere un attimo nello specifico, nel periodo dedicato alla Grande Guerra ce n'era una sola su 77 donne riportate, una sola che in qualche modo poteva essere collegata alla Grande Guerra, ed era un'infermiera volontaria della Croce Rossa. Allora ho detto che secondo me c'era qualcosa che non andava, perché una donna che è diventata una celebre giornalista, una donna che è diventata una celebre pittrice, una donna che è diventata, che ha fondato gli atelier
più frequentati d'Europa, ha già avuto la sua parte di successo. Perché vogliamo negarla a quelli che hanno fatto qualcosa e non hanno avuto niente in cambio? E così mi è venuta l'idea di scrivere questo libro. Quindi durante la Grande Guerra donne che abbiano fatto la guerra direttamente non ce ne sono state, anche se abbiamo, diciamo, nella tradizione culturale potremmo citare per esempio Artemisia, che accompagnò Serse contro i Greci, la regina di Palmiria, dove adesso stanno distruggendo Zenobia che combatté contro i Romani, nella mia Sardegna Eleonora d'Arborea che diede le botte ai Borboni, non lo so, Giovanna d'Arco in Francia, pensate a queste donne guerriere, Caterina Sforza che combatté contro Cesare Borgia, e ci sono anche, se nell'Eneide, se non ricordo male, c'è anche un verso nel libro primo che ricorda le donne guerriere, perché donne guerriere ce ne sono state tante. Pensate alle Amazzoni. Anche di recente, qualche anno fa, Gheddafi aveva la sua guardia del corpo che erano delle Amazzoni. Ma non era un fenomeno solo nostro qui del Mediterraneo, era un fenomeno che c'era anche in stati molto lontani. Pensate al Brasile, il Rio delle Amazzoni. Perché si chiama Rio delle Amazzoni? Perché lungo il fiume c'erano queste popolazioni di donne guerriere. In Africa, adesso non ricordo esattamente dove, in Africa c'era un re che quando aveva finito i combattenti maschi obbligò le donne a sostituirli. Quindi il fenomeno, diciamo, delle donne che hanno in qualche modo combattuto non era una cosa proprio così campata in aria. Con questo non voglio dire che nella Prima Guerra Mondiale avrebbero dovuto richiamare anche le donne. Ho evitato comunque di parlare del fenomeno femminista perché non mi sembrava il caso, è un fenomeno sociale che con la guerra ha poco a che vedere. Non ho voluto neanche, diciamo, parlare della donna che nell'agricoltura o nelle altre attività si è sostituita al marito, perché mi sembrava una cosa abbastanza ovvia. E allora ho voluto parlare nello specifico di quelle donne che più di altre sono state a contatto con la guerra. Per esempio, la cosa comincia come guerra, diciamo, nel 1911. Voi sapete che stavamo combattendo nel 1911 la guerra in Libia, e la guerra di Libia ci procurava naturalmente feriti come tutte le altre, purtroppo come tutte le altre guerre. Allora si trattava di curarli questi feriti, e come li dobbiamo curare? Era già nata la Croce Rossa internazionale e la Croce Rossa italiana. Anzi, la Croce Rossa italiana si era già data da fare nel 1908 col terremoto di Messina. Quello è stato il grande exploit della Croce Rossa italiana quando esce sul campo. 66 infermiere della Croce Rossa, tra le quali c'era Claudia d'Orléans, moglie del Duca d'Aosta, vennero imbarcate sulla nave ospedale Menfi e vennero mandate davanti alle coste libiche. La nave non attraccò in nessun porto e peraltro c'era il divieto assoluto a queste infermiere di scendere a terra. Qualcuno dice che comunque qualcuna è scesa,
Non ho le prove di questo, e invece mi piace pensare che siano stati ossequienti agli ordini che avevano ricevuto, cioè di non scendere a terra. Comunque per 4 anni questa nave ospedale cominciò a fare un regolare servizio di trasporto feriti dalla Libia in Italia, esattamente gli sbarcavano a Napoli e poi ripartiva per la Libia. Gli equipaggi e anche il personale della Croce Rossa veniva alternato, e quindi erano in molti che avevano svolto questo servizio. Se dicessi, se qualcuno conosce una certa Maria Boni, probabilmente nessuno la conosce. Bene, questa donna è la prima donna che ha meritato la medaglia d'oro al valor militare. Maria Boni era moglie di un maggiore che combatteva in Africa, esattamente a Tacruna, era il comandante del forte di Tacruna, e chiaramente aveva la famiglia al seguito. Il suo esercito aveva pochi connazionali italiani, ma aveva molte truppe zapti e libici, eritrei, truppe coloniali. A Tacruna si sapeva che doveva essere attaccata da un contingente di bande, di predoni, come sono da quelle parti, per cui il maggiore, il marito di questa Maria Boni, che si chiamava Costantino Brighenti, gli dice alla moglie: guarda, adesso faccio sgombrare le famiglie del personale che fa servizio al forte, vai anche tu, ci rivediamo a Bengasi, a Tripoli. E lei non vuole andare e sta là. A un certo punto, come c'era da attendersi, il forte viene attaccato, e questa donna, che non sapeva cosa fare, prende a curare i feriti, a dirgli una parola di conforto per quelli che stavano morendo, cioè pur non essendo un'infermiera, una crocerossina o che so io, e non era certamente specializzata in queste tecniche di cura, lei cominciò a girare tra i feriti per cercare di alleviargli la sofferenza, finché una palla non l'ha presa in fronte ed è morta. Ecco perché gli hanno dato la medaglia d'oro al valor militare. E a me pare strano che nessuno la ricordi. Comunque, se la vogliamo vedere anche non solo dal punto di vista italiano, perché la situazione delle donne in Europa e negli Stati Uniti era dappertutto la stessa. Forse in Europa abbiamo avuto più casi che non negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti alle americane gli bastava ottenere il diritto al voto ed erano felici e contenti. In Europa no. In Europa voi sapete che noi europei siamo più filosofi degli americani, quindi vediamo le cose sotto un profilo diverso. E soprattutto in Inghilterra, Germania, Austria si erano create queste forti formazioni di donne che chiedevano l'emancipazione. Naturalmente da parte degli uomini, sbagliando, c'erano delle forme comunque di resistenza. C'erano le leggi, erano fatte tutte per gli uomini. La donna non poteva neanche ereditare qualche cosa, o se la ereditava diventava di proprietà del marito, e comunque lei era sempre succube o al marito o a un fratello o al genitore, ma non poteva mai disporre di se stessa. A un certo punto in Italia questo movimento apre anche un dibattito. Sì,
noi chiediamo il diritto al voto, il suffragio universale, quello che origina le suffragette, dalle suffrage derivava. Però che cosa diamo in cambio? E siccome in Europa già si cominciava a parlare della possibilità di una guerra, di qualche cosa, qualcuno propose, va bene, se noi in cambio, se ci danno il diritto al suffragio, noi in cambio possiamo sostenere la guerra. Non era specificato sostenerla come, però il principio era che si doveva fare una sorta di scambio. E naturalmente la proposta, non tutte le donne la accettarono, anzi la massa delle donne la rifiutò, per cui non se ne parlò più assolutamente. La guerra scoppia, coinvolge tutte le famiglie e naturalmente tutte le famiglie avevano chi un figlio, chi un marito, chi un padre che era partito per la guerra. Allora, senza nessuna organizzazione particolare, tutte le donne si sentirono in dovere di fare qualcosa. Io voglio credere che lo fecero perché era nata una sorta di comunione fra il maschio e la donna. Molti sociologi dicono di no, che la cosa era dovuta al fatto soltanto di alleviare in qualche modo le sofferenze di il soldato, che poteva essere suo fratello, suo figlio, suo marito, ok. Insomma, non c'era rimasto più paese in Italia dove in una stazione ferroviaria non fosse stato possibile dare un rancio caldo a un soldato di passaggio. Non c'era nessun comune in Italia dove questi comitati di sostegno per la guerra non avessero avuto nelle loro organizzazioni gruppi di donne, di mamme, di sorelle che facevano qualche cosa per alleviare la vita del soldato in trincea. Fare gli scaldaranci, la maglia di lana, i guanti per la stagione invernale, insomma era come se fosse una mobilitazione generale non dell'industria ma del volontariato italiano. Scoppia la guerra. In Italia abbiamo dei casi che adesso così ve li racconto brevemente perché sono anche piacevoli. Luigina Ciappi, nessuno la conosce, è una maestrina calabrese che però insegnava a Firenze e che non si sa come, non si sa dove, riuscì ad avere una divisa da soldato. Che cosa fa? La indossa e il giorno in cui parte da Firenze il 127° reggimento di fanteria, lei si mette dietro ai soldati e parte anche lei. Naturalmente l'hanno scoperta, qualcuno voleva denunciarla, poi c'è stato il solito maresciallo dei carabinieri buono che vuole premiare questa encomiabile iniziativa di questa donna e allora non la denuncia, la rimette in libertà ammonendola a non fare più certe cose. Un'altra donna di cui voglio parlarvi e che la gente non conosce, Maria Abriani. Questa addirittura è una donna irredenta perché è di Ala di Trento. Ala di Trento che in quel periodo è territorio asburgico. Il 27 maggio del 1915, quindi 3 giorni dopo la dichiarazione di guerra, un reparto
Brigata Mantova, il 114° Fanteria, passa la frontiera per fare la guerra contro gli austriaci. Alla testa di questo reparto, manco a farla apposta, c'era un generale che non era ancora diventato famoso, ma lo diventerà in seguito, il generale Cantore, che per gli alpini è un mito. Come fa? Allora, questo reparto, entrando ad Ala di Trento, viene preso sotto il tiro incrociato della fucileria austriaca. Naturalmente non conosce il terreno, non sa da dove questi sparano, e sto povero capitano non sa dove si deve girare. E gli si presenta questa ragazza, Maria Abriani, manco a farla apposta, anche lei maestra di forti sentimenti italiani. Lei aveva perso entrambi i genitori, viveva con degli zii che l'avevano cresciuta proprio nel culto dell'Italia. Allora questa ragazza dice a questo capitano: vi porto io da dove potete battere gli austriaci. E dove la porta? A casa sua. E quando il capitano sa che quella è casa sua e che se lui spara da là, sì, potrà battere gli austriaci, però fa anche in modo, costringe gli austriaci a sparare sulla casa di questa ragazza, gliel'avrebbero in qualche modo danneggiata, e allora non vuole sparare da là. Trovano un'altra posizione nei paraggi e riescono a battere gli austriaci. A questa ragazza aveva data la medaglia d'argento al valor militare, nessuno la ricorda più, nessuno le parla. Non finisce qui l'avventura di questa donna. Entra nella Croce Rossa femminile, la mandano in un ospedale da campo, lì conosce il suo tenente ferito, lo curerà meglio degli altri probabilmente, perché poi alla fine se lo sposa e avrà con questo tenente 3 figli, ed è morta negli anni 60, quindi insomma ha vissuto, diciamo, tanti anni. Ma se queste sono le donne italiane, non è che le donne austriache fossero da meno. Victoria Vaux, una ragazza di Salisburgo, rimasta orfana di madre, a 4 anni, e quindi allevata dal padre, e poi quando è diventata più adulta è lei che accudiva il padre. Scoppia la guerra e il padre viene naturalmente richiamato e viene mandato al fronte. E lei comincia a pensare: come fa mio padre senza di me? Gli era venuto in mente che il padre non poteva cavarsela. Chiede udienza all'arciduca, va a parlargli e gli dice: arciduca, io devo stare vicino a mio padre. Insomma, con un accordo che non si sa bene, perché le notizie vengono dall'Austria, non si sa bene come era stato formulato, questa ragazza viene arruolata, gli vengono dati documenti falsi dove Victoria era stato cambiato in Victor, diventa anche caporale e il suo incarico era caporale portaordini sciatore. Bene, in 3 anni di guerra nessuno si accorge che questa è una ragazza. Quando se ne accorgono? Se ne accorgono quando l'artiglieria italiana, tirando sulle 3 cime di Lavaredo, dove lei era stata mandata con il suo reparto, l'artiglieria col suo tiro fa staccare dei frammenti piuttosto grossi di roccia, e uno di questi gli cade sul piede, quasi glielo stacca di netto, gli resta attaccato soltanto per un tendine. Naturalmente viene presa, viene portata all'ospedale da campo austriaco e lì si accorgono che era una donna. L'hanno curata, gli hanno messo le protesi che dovevano mettere, come facevamo anche noi per gli uomini.
e quando è stata in grado di essere autonoma rimase nell'ospedale da campo per curare gli altri malati. Anche lei morirà in tarda età, però la cosa bella è che prima di morire ha chiesto di essere portata alle 3 Cime di Lavaredo e ce l'hanno portata. Ecco, quindi questi casi che erano accaduti in Italia sono accaduti anche presso gli altri eserciti. E d'altronde chi conosce Margherita Gertrude Zelle? Ve la dico con un altro nome, Matahari. Volete dire che Matahari non è una donna che per la sua patria abbia fatto qualcosa di importante? L'hanno persino fucilata al Bois de Vincennes perché ha fatto spionaggio a favore dei tedeschi. Noi come italiani potremmo vederla in un certo modo, diciamo, era una nostra nemica, però lei ha fatto tanto per la sua patria. E non era l'unica. Elsbeth, un altro nome difficilissimo, Elsbeth Sgramuller. Questa era più nota con il soprannome di Fraulein Doktor o Madame le Docteur. E questa è stata più fortunata perché ha fatto spionaggio a favore dei tedeschi, ma non è stata scoperta. Morirà a Monaco nel 1940 nel suo letto. Gertrude Bell era una britannica, di professione faceva l'archeologa, però faceva anche la spia. E dove la mandano a fare la spia? In Medio Oriente. E lì con chi si deve trovare? Si deve trovare con un certo Thomas Edward Lawrence, che noi conosciamo come Lawrence d'Arabia. Loro due sono i responsabili di quello che sta succedendo nei giorni nostri per aver convinto le varie tribù medio orientali alla suddivisione del territorio com'è oggi. Guardatevi una cartina topografica. I confini non si tracciano con righe squadra, a righe dritte. Si guarda l'etnia delle popolazioni che le abitano, si guardano altre... Guardate l'Egitto, andate a vedere l'Egitto, dalla costa del Mediterraneo viene giù una linea dritta. Non si fanno così i confini. Gorizia, vi ricordate voi Gorizia come era fatta? Gorizia divisa in due, la stazione ferroviaria. Ci mancava che facevano un binario, era in Slovenia e un binario in Italia. Questa è stata sempre la mania degli inglesi, il famoso dividete et impera. Il cimitero a metà. E quindi la cosa, insomma, fu di questi due agenti fu così malfatta che alla fine la Belle si suicida, ha lo scrupolo di coscienza di aver fatto un disastro e si suicida. Edith Louise Cavell, anche questa era un'infermiera britannica, operava in Belgio perché il Belgio era difeso dalle forze armate britanniche e anche lei faceva spionaggio per la Gran Bretagna naturalmente e favoriva più che altro diciamo l'espatrio, faceva fuggire i feriti britannici attraverso l'Olanda. E anche lei venne scoperta dagli austriaci, dai tedeschi. Ci fu un movimento d'opinione in tutta Europa che chiedeva di salvargli la vita, persino il re di Spagna lo chiese, ma non ci fu niente da fare. Gli austriaci, i tedeschi la fucilarono.
Marianne Hanisch, questa era di Vienna e questa era la capa delle donne che chiedevano la parità dei diritti con l'uomo in Austria. Fu anche vicepresidente nazionale dell'Associazione Mondiale delle Donne che chiedevano la parità di diritti. Anche questa riesce a morire a Vienna nel 1936, e ne abbiamo tante altre di donne che hanno fatto qualche cosa, perché per la patria si fa qualcosa non solo combattendo o facendo la spia, ma anche esercitando la propria professione con cura, con precisione. E allora non possiamo non ricordare, per esempio, tra le nostre donne Maria Montessori, una pedagogista, la migliore forse pedagogista potremmo ricordare anche Anna Kulishov, anche se era russa, però a me devo dire personalmente non piace, però devo ammettere che in Italia ha esercitato la professione medica soprattutto a favore delle donne e dei minori, l'ha fatta con passione. Lei era l'amante di Turati, quindi aveva, diciamo, un indirizzo politico, non era proprio una cosa fatta soltanto per umanità. C'era un'altra donna italiana, Margherita Grassini Sarfati, anzi Sarfati Grassini, era una giornalista ed era in procinto di prendere la direzione di un giornale. E quale giornale? Il Corriere della Sera, figuratevi, che era il più grande giornale dell'epoca. Fece molti articoli per esaltare poi la figura di Benito Mussolini, che stava diventando un politico di razza proprio all'inizio della prima guerra mondiale. Gli dedicò anche 3 volumi, Dux. Però era di religione ebraica, quindi quando poi il fascismo adotterà le leggi razziali, lei fu costretta a scappare dall'Italia e andrà negli Stati Uniti. Si dice che comunque la Sarfati e Mussolini ebbero un figlio, Roberto, che a 17 anni scappò di casa e si arruolò negli Alpini e andò a combattere nell'altipiano di Asiago, e lì muore questo ragazzo. Peraltro è una medaglia d'oro. Qualcuno ha detto che la medaglia d'oro gli era stata data solo perché si diceva che era figlio di Mussolini. Io avrei dato le medaglie d'oro a tutti quelli che sono morti durante la prima guerra mondiale, perché il sacrificio che hanno fatto era tale che l'avrebbero meritato. Caduto il fascismo, la Sarfati rientra in Italia, però si chiude nella sua villa che poi aveva ereditato dal marito, che era un noto avvocato, e non si è più vista in giro, non ha più scritto niente. Poi abbiamo una corrispondente di guerra, figuratevi, che ha girato a piedi tutto il campo di battaglia, era un'austriaca, Alice Therese Emma Schaneck. Ha scritto anche dei libri su questo suo girovagare per il campo di battaglia e a raccontare quello di orribile che aveva visto. Ed era così intellettualmente onesta che nei suoi scritti parlò bene anche degli italiani per quello che aveva visto lei.
Ecco, quindi ci sono anche queste figure di donne che si sono comportate come oserei dire, come i maschietti. E non dimentichiamoci, per esempio, che nell'esercito russo le donne erano già organiche ai reparti. Come saranno organiche ai reparti? Pensate alla battaglia di Stalingrado, interi battaglioni di donne hanno combattuto quella battaglia. Per noi invece erano delle novità, e quindi per cui non abbiamo avuto donne soldato. Ecco, questi sono piccoli racconti a cui accenno per poter poi entrare nell'argomento più vivo, parlare di poche categorie di donne, quelle che sono state, a mio avviso, più vicine ai soldati. Le infermiere volontarie della Croce Rossa, con gli ospedali da campo, dietro le prime linee, le portatrici carniche che abbiamo anche censito, erano 1031, e sappiamo anche i comuni da dove provenivano queste portatrici. Per quanto riguarda le infermiere, io ero partito con l'idea di parlare di una soltanto che si chiama Margherita Kaiser Parodi, italianissima nonostante nel cognome ci sia questa Kaiser, italianissima, anzi era una romana ed era infermiera volontaria di 23 anni e faceva servizio nell'ospedale da campo di Pieris. Pieris è vicino Palmanova, sull'Isonzo. C'era il famoso ponte di Pieris che collegava le due sponde. E lei era lì che prestava la sua opera quando arriviamo a conclusione della guerra. Gli austriaci si ritirano, gli ungheresi si ritirano e allora c'è la possibilità di occupare Trieste. I bersaglieri partono il 3 novembre da Venezia sull'incrociatore Audace, sbarcano a Trieste e quindi quello è il punto massimo dove l'esercito italiano è arrivato. Allora, se è arrivato l'esercito, dobbiamo mandare anche tutta l'organizzazione logistica, infermieri, ospedali compresi, li dobbiamo mandare avanti e farli arrivare fino a Trieste. Questo ospedale da campo ripiega tutte le tende, parte e va a Trieste e prende possesso dell'ospedale civile. Dove doveva andare? C'era già l'ospedale civile. E circa 10 giorni dopo che questa ragazza, questa Margherita Kaiser Parodi, ha preso servizio nell'ospedale civile, muore perché questo è il periodo della spagnola e lei muore di spagnola. Allora, siccome per tutta la durata della guerra lei aveva fatto servizio negli ospedali da campo, quindi a contatto con la vera sofferenza del soldato. Guardate che gli ospedali da campo, l'organizzazione sanitaria nella prima guerra mondiale era così: dalla trincea, quindi dal campo di battaglia, venendo all'indietro, sul campo di battaglia c'erano i posti di medicazione dove c'era un giovane sottotenente medico con relativa esperienza, al quale portavano centinaia di soldati feriti, e lui con uno sguardo doveva capire chi poteva essere salvato e chi non si sarebbe salvato, neanche se è doloroso dire una cosa simile, ma è così. Oggi noi lo chiamiamo triage, perché arriva un consulto di medici di tutte le specialità e ognuno dice la sua, ma durante la guerra non c'è questa possibilità.
Quindi bisogna veramente dire che questi ufficiali medici hanno fatto il massimo di quello che potevano fare. E nei periodi dei combattimenti ci sono stati chirurghi che hanno lavorato giorno e notte 24 ore. E insieme a loro c'erano queste infermiere, che poi erano quelle che stavano più a contatto col soldato ferito. Noi abbiamo trovato delle cartoline scritte, sapete, quelle cartoline in franchigia, scritte dai soldati alle infermiere, e ce n'è qualcuna che è anche molto graziosa. In una c'è scritto che ringraziava questa infermiera perché nella sua vita mai nessuno l'aveva trattato come lo aveva trattato l'infermiera. Un altro che scrive: se lei non fosse stata una nobile l'avrei sposata. Firmato il caporale del 30° Fanteria. Ecco, e ci sono stati veramente casi anche di feriti che poi si sono sposati la loro infermiera. Questo succedeva più spesso, devo dire, tra i medici e le infermiere. Tant'è che un giorno c'è un intervento sul Mattino di Napoli di quella giornalista napoletana, e mi sfugge Matilde Serao. Perché? Perché erano state viste 2 infermiere che non erano in servizio ma erano in retrovia in un turno di riposo ballare con 2 sottotenenti feriti. E gli stessi giornalisti poi rispondono alla Matilde Serao dicendo: ma che male c'è se 2 infermiere ballano con 2 ufficiali feriti? Tant'è che non ha più messo poi lingua in questi casi, perché l'organizzazione sanitaria italiana non si limitava agli ospedali da campo di prima linea. Dietro c'erano gli ospedali di riserva, ed erano, in ogni ospedale civile c'era un settore riservato ai militari, perché i feriti venivano sgombrati all'indietro. Noi abbiamo degli ospedali dove andavano i lungodegenti, anche in Puglia, in Sicilia, e questi venivano trasportati naturalmente con i treni ospedali che percorrevano da nord a sud questo stivale per poter assicurare a tutti un minimo di assistenza sanitaria. Torniamo alla nostra Margherita Kaiser Parodi. Muore. Dove dovevano seppellirla? L'hanno seppellita in mezzo ai soldati. Sul Colle di Sant'Elia, che è il primo grande cimitero militare che viene realizzato, dove di fronte al Monte Sei Busi, dove oggi c'è il Sacrario di Re di Puglia, lì c'era la sua tomba, era una croce in ferro dove un capitano di cavalleria, che era un poeta, Giovannino Antonio Traversi, crea per lei un verso e gli dice: foste tra noi di carità l'ancella, no, trapende, foste tra noi di carità l'ancella, morte tra noi ti colse, resta con noi sorella. Oggi Margherita Kaiser Parodi è sepolta a Re di Puglia dietro la tomba del duca d'Aosta, sul primo gradone. Non è l'unica donna sepolta in mezzo ai militari, a Re di Puglia sì. Un'altra donna è una suora che faceva parte delle infermiere della Croce Rossa, è sepolta anche nel sacrario di quello che sta a Trento, al sacrario
mi sfugge il nome. Comunque c'è quest'altra suora che è sepolta insieme ai soldati. Pensate che la voglia di aiutare questi ragazzi che soffrivano era così forte che noi abbiamo avuto una dottoressa, Lina Narizzano di Genova, era un medico, e lei svolge l'attività da medico, non da infermiera, presso un ospedale da campo, e si inventa una divisa per lei, perché divise per donne non ce n'erano. Quindi anche questa, diciamo, questa particolarità, ecco. Io ho voluto parlare di loro perché sono quelle che veramente hanno visto la sofferenza, quella che fa venire i grisoli. Vedere ragazzi di 20 anni che soffrono, muoiono, che chiamano la mamma, è qualcosa che suscita veramente sentimenti di pietà. Passiamo a un'altra figura, le portatrici carniche a cui ho accennato prima, 1031. E di che cosa si trattava? I comandi militari non avevano personale per poterlo fare salire a 3000 metri d'altezza, dove i soldati, gli alpini, anche perché non solo gli alpini sono andati in montagna, persino i bersaglieri, pensate, dove loro facevano la guerra. Allora cosa fanno? Un bando. Chiunque voglia dare aiuto all'organizzazione militare, aiutando a trasportare nelle quote più elevate tutto ciò di cui il soldato a 3000 metri aveva bisogno. E là ci sono queste donne, queste mamme, che partito il marito per la guerra non sapevano più come sbarcare il lunario per mantenere i figli, la famiglia, e allora si danno disponibili per fare questo lavoro. Vengono militarizzate, hanno una fascia rossa sul braccio sul quale c'è un numero, ogni donna ha un numero diverso. Attenzione, la fascia rossa dei militarizzati non è solo delle portatrici carniche, anche per esempio il personale delle ferrovie dello Stato che faceva servizio coi treni ospedali, ma anche coi treni di linea che continuavano a viaggiare, non è che erano stati soppressi, anche loro erano militarizzati e avevano questo bracciale al braccio per essere riconosciuti, e come militarizzati erano soggetti alle leggi militari. Insomma, queste donne tutte le mattine all'alba, con la gerla sulle spalle, gerla che i friulani chiamano in un altro modo, riempita di quello che doveva arrivare ai 3000 metri, dalle munizioni, ai viveri, alle coperte, al materiale sanitario, tutte le mattine si mettevano in marcia, raggiungevano questi soldati a quelle altitudini e poi ridiscendevano e riscendevano, riscendendo si portavano i feriti. Nessuno ha mai riconosciuto a queste donne, naturalmente venivano pagate a ogni cicloviaggio, c'era una tariffa stabilita per ogni cicloviaggio. Non gli è mai stata riconosciuta questa attività. Finalmente nel 1998 il Presidente della Repubblica, allora era Oscar Luigi Scalfaro, riconosce la funzione sociale di queste donne nello svolgimento della guerra. Allora si è andata a cercare l'unica donna tra le portatrici carniche che aveva perso la vita in queste attività. Come l'ha persa? La mattina si sentiva stanca e si è seduta su una roccia e una palla l'ha presa in fronte, un cecchino austriaco l'ha presa in fronte. Si chiamava Maria Plotzner Mentil, era di Dimau
aveva 34 anni e aveva 4 figli. Il marito era stato richiamato in guerra e lei era stata costretta dalla necessità ad aderire a questo invito dell'autorità militare. Poi l'ultima figura di cui ho voluto parlare è quella delle mamme non che hanno perso un figlio in guerra, tutte quelle mamme che hanno avuto un figlio in guerra. L'Italia ha mobilitato 5 milioni di soldati, tenuto conto che in alcune famiglie c'erano anche 2-3 figli che erano andati a fare la guerra. Diciamo che almeno 4 milioni e mezzo di mamme quotidianamente per 24 ore al giorno, col pensiero, con l'animo, vivevano in trincea a fianco al figlio. E allora non potevamo non ricordare queste donne, e ne ho presa una, e non l'ho presa a caso. Ho preso la mamma del Milite Ignoto, che secondo me è la più rappresentativa per tanti motivi. Intanto perché questo Milite Ignoto sappiamo che poteva essere la mamma, sappiamo che era una mamma irredenta. Sappiamo le difficoltà che ci sono state per scegliere quale mamma gli diamo l'incarico di scegliere il Milite Ignoto, perché se ci pensate bene tutte le mamme avrebbero avuto titolo per svolgere questo incarico. E allora venne nominata una commissione. Prima si pensa a una donna di Udine, Anna Visentini Feruglio, che peraltro i figli erano di Mogliano Veneto, quindi gente anche vicino a noi. Poi dice no, Anna Visentini Feruglio è una donna nobile, meglio se la mamma del Milite Ignoto sia una donna del popolo. Allora si pensa a una popolana che era andata non ricordo il paese, comunque dalla Lombardia, era andata a fine guerra in un cimitero in un cimitero italiano per andare a prendere le ossa del figlio che era sepolto là, e lei scava con le mani la terra, prende le ossa, se le mette nel grembiale, che allora le donne portavano tutto un grembiale, e se le porta in paese per seppellirle insieme al marito. Si pensa a un'altra donna che era andata a piedi da Livorno a Udine per andare a cercare dove era sepolto il figlio. Ma tutto questo non basta. Si pensa a un'altra donna che aveva assistito a oltre 300 inumazioni per poter riconoscere il figlio. Alla fine qualcuno dice meglio se la mamma sia una donna irredenta. E allora la scelta cade su questa Maria Bergamas, che era di Gradisca di Sonso. Aveva un figlio, Antonio Bergamas, che lei affettuosamente chiamava Toti. E vi dico questo perché una caserma che gli era stata dedicata non era Antonio Bergamas, era proprio la Toti Bergamas. Viene scelta questa mamma, lei ha questo figlio che era del 137° Fanteria Brigata Barletta. Il 15 giugno del 1916, quando inizia la Strafe Expedition, questo reggimento si trova sull'altipiano d'Asiago, nella località Marcesine. Quel giorno c'è questo reggimento che deve andare all'attacco, e allora lui si propone per guidare l'attacco. C'erano sempre i plotoni che partivano dalle proprie linee per prime e partivano con impeto per trascinare poi gli altri, e lui si propone dicendo: siccome sono irredento, spetta a me guidare l'attacco, e glielo fanno guidare.
lui supera senza essere colpito i primi 3 ordini di reticolati, al quarto una raffica di mitraglia lo prende al petto e in fronte e il ragazzo muore. Dopo il combattimento, come si usava normalmente, si guarda cosa aveva nelle tasche, perché molti lasciavano una specie di testamento o qualcosa da dare alla famiglia del caduto. Lui aveva in tasca questo bigliettino: in caso di mia morte avvertire il sindaco di San Giovanni di Manzano, e c'era il nome del sindaco, Desiderio Molinari. Ecco, adesso mi è venuto in mente. Perché questo? Perché Desiderio Molinari, il sindaco, era quello che gli aveva dato falsi documenti dove lui non era più Antonio Bergamas di Gradisca di Sonso, ma Antonio Bontempelli di San Giovanni di Manzano. Cioè, in caso di cattura non sarebbe stato riconosciuto come cittadino asburgico e quindi non sarebbe stato impiccato. Questa era una, non so come definirla, una precauzione che l'esercito italiano aveva concesso a tutti gli irredenti che si arruolavano nell'esercito italiano. Era il cosiddetto nome di guerra. Quindi la salma di questo soldato, questo sottotenente, viene trovata, viene tumulata nel cimitero delle Marcesine, quindi si sa dov'è. Come fa a diventare disperso in guerra? Perché qualche giorno dopo gli austriaci, tirando con l'artiglieria su questo cimitero, lo sconvolgono in modo tale che le sepolture non si distinguono più. Non si sa più chi è il soldato Rossi, il soldato Bergamas, e quindi da quel momento diventa disperso. E quindi da qui il fatto che la mamma viene scelta per designare il milite ignoto, cosa che avviene il 28 ottobre del 1921 nella Basilica di Aquileia. Lei designa, erano 11 salme, erano quelle provenienti da 11 campi di battaglia diversi, ed erano certamente 11 soldati non riconoscibili, non avevano niente che potesse farli riconoscere. Noi abbiamo in città, così ve lo dico davanti al monumento ai caduti, un'urna che è suddivisa in 11 spicchi. Ogni spicchio contiene la terra di quel tratto di trincea da cui provenivano gli 11 soldati ignoti, quelli di Aquileia. Quindi noi, e questa è una particolarità che abbiamo solo noi a Vittorio Veneto, quindi noi abbiamo fra le 11, naturalmente non sappiamo quale sia, ma abbiamo la terra della trincea dove era il milite ignoto. Ecco, questa è una nostra peculiarità che abbiamo a Vittorio Veneto. Questo è il libro di cui ho voluto parlare. Non so se l'ho fatto l'ho scritto bene, l'ho scritto male. Vi posso assicurare che l'ho scritto con sentimento, perché erano cose che sentivo. Grazie dell'attenzione.